936 nuovi contagiati in Calabria. Il dato comprende i tamponi eseguiti nei giorni scorsi e processati fuori regione, oltre 12.000 le persone positive dall'inizio della pandemia. Fallita la ricerca di un commissario e Conte si è assunto la responsabilità, raggiunto l'accordo con Emergency per la gestione degli ospedali da campo. Milioni di euro spesi per attrezzare ospedali poco utilizzati, il caso del beato Angelo Di Acri, una TAC di nuova generazione e inutilizzata da tempo. Si va verso l'allestimento dei 4 ospedali da campo a Cosenza, Crotone, Vibo e Locri, sopralluoghi e primi interventi per l'attivazione. All'Annunziata, reparto di terapia intensiva pieno, a Vibo e Rossano pronte a processare tamponi, attivati 2 laboratori. A Crotone si dimette il Covid Manager. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, c'è una nuova impennata record di positivi in Calabria proprio dopo l'exploit di ieri. Sono 936 nuovi contagiati, in aumento anche le vittime. Oggi se ne registrano 10, diminuiscono i pazienti invece in terapia intensiva, mentre sono in crescita i ricoverati nei reparti. Boom di contagi oggi in Calabria. Il dato comprende tamponi eseguiti nei giorni precedenti, processati fuori regione. Sono 936 le persone risultate positive, 5.906 i tamponi eseguiti. In totale le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono 12.006, quelle negative 312.777. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 287 a Cosenza, 200 a Catanzaro, 69 a Crotone, 216 a Vibo Valentia e 164 a Reggio Calabria. Aumentano in maniera esponenziale anche i ricoveri ospedalieri su tutto il territorio, sono 388 in reparto, mentre sono 46 in terapia intensiva. Ed è fallita la ricerca di un commissario per la sanità in Calabria. Conte si è assunto completamente la responsabilità. Intanto è stato raggiunto l'accordo con Emergency proprio per la gestione degli ospedali da campo. Sappiamo molto di più sul pasticcio sanità in Calabria, ma si tratta solo di cose veicolate dai giornalisti, niente retroscena o accordi saltati. La prima è che Conte si è assunto la responsabilità di aver sbagliato tutto su Calabria e commissari. Prima Cotticelli, per il quale dice di aver scoperto tardi che non era adatto per il ruolo, poi Zuccatelli e la storiaccia della mascherina e per ultimo Gaudio, anche in questo caso ammette di aver toppato. Adesso si è rimesso al lavoro con speranza per individuare la figura giusta. I due hanno una serie di curricula sul tavolo e tra questi quello del generale della Guardia di Finanza D'Andrea. Nel frattempo però la palla passa a Gino Strada che, dopo aver raggiunto un accordo di collaborazione con la Protezione Civile, lavorerà per mettere a punto gli ospedali da campo. In tutto questo bailam di voci, progetti e promesse che si susseguono, il presidente facente funzioni Nino Spirlì annuncia candidamente che la Calabria è l'unica regione a non avere un piano anti-Covid, il piano che avrebbe dovuto redigere il generale Cotticelli. Peccato che non sapesse di essere lui il responsabile, ma questa è un'altra storia che si somma alle inefficienze e all'improvvisazione che attraversano il nostro sistema sanitario. Tutto questo mentre il contagio cresce e la gente muore. Intanto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, è stato sentito oggi in Commissione Affari Sociali della Camera. Il regime commissariale della sanità già in atto, ha detto Spirlì, in 18 mesi non ha prodotto alcun beneficio. Basta commissariamento. Il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, lo ha ribadito oggi nel corso dell'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera sul decreto Calabria in materia di sanità, provvedimento che presenta misure particolarmente invasive delle competenze regionali, ha detto Spirlì. Un regime commissariale della sanità della Regione Calabria che nei 18 mesi della sua vigenza non ha prodotto alcun beneficio all'interesse dei cittadini calabresi. Orbene, il governo nazionale, senza aver avviato alcuna preventiva interlocuzione con la giunta regionale, ha introdotto un nuovo regime commissariale della sanità calabrese
i cui contenuti risultano ancor più mortificanti per le prerogative dell'amministrazione regionale e particolarmente pregiudizievoli per il diritto alla salute della collettività calabrese. Io voglio fare solo una considerazione. Noi abbiamo, ed io personalmente a nome della Giunta e della Regione Calabria, più volte proposto in queste ultime settimane al governo di provare una gestione condivisa della sanità calabrese. In questi giorni mi sono sentito molto mortificato per quello che è venuto fuori, perché 3 commissari ad acta hanno dimostrato pubblicamente l'inadeguatezza non solo probabilmente personale, ma anche proprio dello strumento del commissariamento. Credo che il tempo del commissariamento sia veramente giunto alla fine e che sia, e concludo, e che sia venuto il momento di riconsegnare ai calabresi l'opportunità di potersi amministrare da soli, perché il resto sarebbe veramente un pregiudizio. Parliamo adesso di ospedali depotenziati o dismessi. Torniamo, come abbiamo già fatto ieri, al Beato Angelo di Acri, che al pari dei 18 ospedali chiusi in Calabria potrebbe essere di supporto nel fronteggiare l'emergenza Covid proprio nella nostra regione. Guardate, questo è il reparto di lungodegenza, 30 posti già pronti e vuoti al Beato Angelo di Acri, considerato ospedale oggi di area disagiata. All'interno di questa struttura c'è anche una risonanza magnetica ferma, costata 2,5 milioni di euro, inaugurata nel 2018 e oggi praticamente inutilizzata. Ha funzionato per soli 7 mesi. Nel 2010 questa struttura sanitaria è stata depotenziata. 10 lunghi anni che in Calabria hanno segnato la chiusura di 18 ospedali, strutture pubbliche, nosocomi che potrebbero essere riaperti. Lo si chiede a più voci in questo momento di emergenza. Potrebbero dare risposte ai cittadini e in futuro ripristinare, porre le basi per una sanità normale nella nostra regione. E a proposito di ospedali da campo, è tutto pronto nell'area di Vaiolise a Cosenza per il montaggio dell'ospedale militare da campo che sarà utilizzato per curare i contagiati da Covid-19. A Cosenza, nell'area di Vaiolise, già da lunedì scorso sono iniziate le operazioni preliminari per l'allestimento dell'ospedale da campo che il sindaco Mario Chiuto ha richiesto alla Protezione Civile Nazionale. Arriverà direttamente dal Libano intorno al 20 novembre e dovrebbe essere pronto entro fine mese. La struttura, che fornirà un servizio sanitario anti-Covid per tutta la provincia di Cosenza, in collaborazione con l'ospedale dell'Annunziata, potrà ospitare circa 40 pazienti, dando la precedenza a coloro che stazionano in attesa di cure al pronto soccorso. Al suo interno ci saranno ambulatori, laboratori di analisi, una radiologia, una TAC, 3 posti di terapia intensiva e 4 posti di terapia subintensiva. Complessivamente l'ospedale militare da campo avrà a disposizione 40 posti letto e, tra personale sanitario e tecnici appartenenti all'esercito, potrà contare su 50 unità. I medici militari inoltre hanno offerto la loro disponibilità anche per l'organizzazione di un servizio per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Sorgerà invece accanto allo stadio Ezio Scida di Crotone, a pochi metri proprio dall'ospedale, la tensostruttura per l'emergenza Covid nel Crotonese. Sorgerà nell'area parcheggio adiacente allo stadio Ezio Scida e al San Giovanni di Dio, l'ospedale da campo per l'emergenza coronavirus a Crotone, una delle strutture annunciate dal presidente facente funzioni della regione Nino Spirlì. La tensostruttura sarà ampia 240 metri quadri e verrà dotata di 20 posti letto. La riunione operativa tenuta nella sala consiliare del comune di Crotone, presieduta dal sindaco Vincenzo Voce, è servita per concordare le attività che precederanno il montaggio dell'ospedale. Oggi in questo momento stiamo per fare un sopralluogo sulla zona dove verrà montato questo ospedale da campo. Saranno 20 posti, inclusi tutta una serie di servizi che serviranno da polmone per l'ospedale.
perché è importante che l'ospedale da campo sia un padiglione dell'ospedale in modo tale che non vi siano disservizi e qualora dovesse succedere qualcosa comunque non ci siano bisogno di ambulanze ma si possa intervenire velocemente. Noi abbiamo la possibilità come Protezione Civile di poter attingere a una short list della Croce Rossa dove ci sono circa 29 medici disponibili per la Calabria più 7 infermieri. Inoltre possiamo attingere alle graduatorie che ha fatto il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dei medici, specificando che questi invece di fare del contact tracing siano disponibili a fare invece attività di reparto. L'amministrazione comunale, per l'installazione della struttura, provvederà agli allacci e le forniture elettriche e idriche necessarie al funzionamento della stessa. Adesso ci spostiamo a Locri, anche qui sorgerà un ospedale da campo, vediamo dove ce ne parla il nostro inviato. Quello che vedete alle mie spalle è un grande spiazzo, un'ampia superficie sulla quale si affaccia uno degli ingressi dell'ospedale civile di Locri che porta ai tanti reparti. Bene, di qui a qualche giorno non si vedranno più queste macchine, ma sorgerà proprio su questa superficie il nuovo ospedale da campo. C'è stata una riunione operativa alla quale è seguito un sopralluogo proprio qui all'ospedale di Locri e si è ritenuto che questo punto, questo luogo sia il più idoneo per poter ospitare appunto l'ospedale da campo che servirà per la gestione dei malati di Covid. Bisogna dire che nelle ultime ore si era pensato che l'idea ospedale da campo saltasse perché in un primo momento era circolata la voce che qui sarebbero state montate solo delle tende e poi sarebbe stata la Protezione Civile a preoccuparsi di strutturare e organizzare le stesse tende. Invece la conferma è di pochi minuti fa, arriva direttamente da Catanzaro, ci sarà un ospedale da campo che di fatto sarà una sorta di integrazione della struttura in cemento. Peraltro ricordiamo che l'ospedale civile di Locri è uno dei più importanti quanto a grandezza d'Europa. Vedremo quindi di qui a qualche giorno un vero e proprio cantiere e in poco tempo questo ospedale da campo sarà realtà. A Catanzaro invece adesso, dove fra poche ore sarà installata la tensostruttura, questa volta sempre dell'esercito, però questa volta destinata ad effettuare i tamponi. Questa è l'area dove tra poche ore sarà allestita dall'esercito la tensostruttura per i tamponi. Siamo a Catanzaro, nel piazzale della stazione della funicolare del quartiere Sala. Ecco il sopralluogo dei militari dell'esercito. Il drive-thru servirà ad alleggerire il lavoro dell'ospedale Pugliese Ciaccio. Nella tensostruttura infatti saranno effettuati i tamponi, così chi ha necessità di sottoporsi al test non dovrà recarsi in ospedale. Un medico dell'esercito, coadiuvato da 2 infermieri sottufficiali della Marina Militare con la supervisione del direttore responsabile dell'ospedale militare di Messina, effettuerà materialmente le procedure con i tamponi forniti dall'ASPA. La tensostruttura rientra tra i 200 drive-thru difesa allestiti su tutto il territorio nazionale. Obiettivo: aumentare la risposta all'emergenza Covid da parte del sistema sanitario. Intanto è stata superata in Calabria la soglia critica delle terapie intensive fissata al 30% dei posti disponibili. A Cosenza sono 17 i ricoverati in terapia intensiva e 8 in subintensiva. Intanto aprono i laboratori di microbiologia di Rossano e Vibo proprio per la processazione dei tamponi, ma in provincia di Cosenza si è ancora lontani dai livelli necessari per soddisfare una popolazione così ampia. I 680 positivi riportati ieri nel bollettino regionale rappresentano un record assoluto nel numero di casi riscontrati all'inizio dell'epidemia, ma come abbiamo spiegato si tratta di un numero maggiorato dall'esito dei tamponi inviati dalle ASP di Cosenza e Catanzaro e processati in Puglia. Dato preoccupante quello delle terapie intensive, che vedono la Calabria tra le 17 regioni che hanno superato la soglia di criticità del 30% dei posti disponibili. All'Annunziata di Cosenza sono 18 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in subintensiva, 21 a Catanzaro, 9 a Reggio Calabria. Le operazioni effettuate nei giorni scorsi hanno allentato la pressione sul pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Si è passati dai 50 degenti in osservazione in attesa di un posto ai 15-20 presenti attualmente. Gli altri sono dislocati tra i reparti di malattie infettive 17, pneumologia 18, ospedale di Rogliano 13, reparto Covid Valentini 20 e geriatria Covid 19. 15 pazienti sono ricoverati a Rossano, mentre 9 stabilizzati sono stati trasferiti da Cosenza a Cetraro.
Buone notizie sul fronte tamponi, in procinto di aprire il laboratorio di Rossano che vedete in anteprima in queste immagini, presso l'ospedale Giannettasio. 96 processazioni a ciclo per un massimo di 400 tamponi nelle 24 ore. In questi giorni sono stati addestrati gli operatori che dovranno eseguire il lavoro. A Vibo, allo Iozzolino, è stato attivato un macchinario che permetterà di realizzare invece 60-80 tamponi al giorno e presto potrebbe essere raddoppiato. Per quanto riguarda il territorio di Cosenza, l'obiettivo dell'ASP è quello di diventare autosufficiente per evitare quanto è successo nei giorni scorsi e mesi fa con il trasporto di tamponi fuori regione. Servono più processazioni e ne abbiamo parlato diffusamente con il soggetto attuatore, il dottore Belcastro. Stiamo trovando delle soluzioni perché se 1000 tamponi servono alla provincia di Reggio Calabria ogni giorno per dare una risposta quantomeno sufficiente, poco a poco a noi ne servono 1500-2000, quindi è sempre troppo poco, ma con la nuova visione di collaborazione tra ASP e Regione, soprattutto con la possibilità di trovare anche delle soluzioni alternative o all'interno della Regione o all'esterno della Regione, non riusciamo a trovare uno sfogo alle aspettative che ci provengono dal territorio. Io mi scuso con i cittadini per eventuali disfunzioni e soprattutto prolungamenti di tempi, ma la colpa non è del Dipartimento di Prevenzione che non processa i tamponi. Pensavo per esempio proprio alla Puglia che, pur soddisfacendo una popolazione di 4 milioni di abitanti, riesce anche a dare una mano alla Calabria. Loro riescono a fare 10.000 tamponi al giorno, abbiamo verificato. Sì. Perché la Calabria in questi 6 mesi ha fatto sì passi avanti ma non così decisi? Questa è una risposta che non posso darla io. Io sono un semplice esecutore di ordini che fa il capo dipartimento di prevenzione per dare risposta alla gente in ordine al Covid nell'ambito del proprio territorio. Queste risposte non posso darle io. La speranza però è che succeda questo. Io credo che noi abbiamo la possibilità di farcela, anche rapidamente, ci vuole buona volontà. Per quanto riguarda aspetti politici, non sono io che devo rispondere. Adesso ci spostiamo a Crotone. Il sindaco ha scritto al primo ministro Conte per potenziare l'ospedale, ma qual è la situazione? Vediamo nel prossimo servizio. Contagi in crescita in tutta la regione, Crotone non è da meno e mentre il sindaco Voce scrive al premier Conte per potenziare l'ospedale cittadino con un intervento specifico per l'intera provincia, il commissario dell'ASP Masciari dice siamo a questo punto perché abbiamo sottovalutato con le nostre condotte individuali il virus. I numeri della provincia crotonese sono statisticamente in linea con quelli del resto della regione attualmente, ma io credo che si sia più che altro verificato quello che si è verificato un po' in tutta Italia, cioè un fenomeno che può essere riconducibile alle condotte, in parte alle condotte individuali sicuramente. Magari ci siamo tutti un po' illusi che il coronavirus fosse sparito. In parte però, in gran parte questi numeri ci pongono un problema di sofferenza delle strutture sanitarie pubbliche. Con questa entità è chiaro che poi tutto il sistema Covid, dalla diagnostica all'assistenza ospedaliera, che è il punto cruciale, va naturalmente in sofferenza. In questo momento qualsiasi iniziativa viene accolta con grande favore, cioè, noi abbiamo i nostri 40 posti letto in ospedale esauriti, quindi qualsiasi cosa che possa dare sfogo alla richiesta di assistenza ospedaliera che prevediamo arriverà, come è probabile attendersi, per noi comunque è una boccata d'ossigeno fondamentale. Noi cercheremo in tutti i modi di garantire all'interno delle nostre strutture ospedaliere il ricovero dei pazienti, considerando che di fatto le altre strutture sanitarie calabresi e delle regioni limitrofe sono full.
Quindi noi tenteremo veramente anche l'impossibile per garantire l'assistenza ospedaliera. Adesso il primario del pronto soccorso mi riferiva di altri 2 sospetti Covid nell'area pre-triage che stavano esaminando. Intanto c'è una notizia che arriva: il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia sarà venerdì prossimo alla cittadella regionale a Catanzaro, da dove presiederà proprio la riunione in videoconferenza della conferenza Stato-Regioni. Sono onorato, è stato il commento del presidente Spirli, della decisione del ministro Boccia di far partire i lavori proprio dalla cittadella Iole Santelli. Questo è un ulteriore passo verso la condivisione di intenti e di programmi in un momento difficile che piega l'Italia e la Calabria. E a proposito di sanità in Calabria, al centro di polemiche e satira a livello nazionale, noi abbiamo chiesto alla gente in giro cosa ne pensa. Stiamo raccogliendo i pareri dei calabresi su questa vicenda dei commissari. Guarda, a me sembra una barzelletta, proprio una barzelletta veramente. Stiamo quasi diventando la barzelletta d'Italia, quindi non ci facciamo una bella figura proprio, no? È l'ultima burla che sentiamo, insomma. È una cosa terrificante. Credo che ci vorrebbe anche un po' di responsabilità maggiore anche da parte del Ministro della Sanità. Non tutte le cose sono in Calabria. Noi veramente non ci resta che piangere, non lo so. Sta tutto alla volontà di questo governo di risolvere i nostri problemi. Ma a quanto vedo a loro interessano più le loro beghe di palazzo. È meglio che stanno a casa loro, mentre sono una persona intelligente, esperta, che mi dice le cose a posto. In Calabria abbiamo tanta eccellenza, la mia ha cercato un ordine, fanno interesse loro e non l'interesse nostro. Nessuno merita qualcosa del genere, non è una questione di Calabria, non lo merita l'uomo. Le persone che vengono, voglio dire, hanno paura di mettersi in qualcosa di, non dico di illecito, ma di brutto, cioè è difficile da governare una situazione come questa. L'ideale sarebbe quello di dare diciamo ormai il potere della sanità alla Calabria, quindi a un professionista diciamo di qualità. Sembra che la Calabria sia il palazzo del terzo mondo e non è così, perché noi possiamo dare insegnamento di cultura e di tutto agli altri. Parliamo invece adesso di cimiteri chiusi a Cosenza. Il direttore della Fondazione Giuliani, Franco Pellegrini, critica il provvedimento e si fa portavoce di un disagio crescente in città. Portare un fiore sulla tomba dei propri cari non è consentito in tempi di Covid, almeno nella città dei Bruzzi. Franco Pellegrini, direttore della Fondazione Giuliani, racconta la sua esperienza. Sono andato al cimitero di Cosenza per ricordare i morti che sono sepolti in quel cimitero. Ho trovato il cimitero chiuso. In alcune città, denuncia, si va oltre il DCPM voluto dal governo. In Calabria l'esempio di Cosenza è seguito soltanto da quello che leggo dal cimitero di Reggio Calabria. Il Camposanto è un luogo che appartiene ad ogni cultura, sottolinea. Il culto dei morti è un valore unificante dell'umanità. Nell'umanità non tutti sono credenti, e non tutti sono credenti naturalmente nello stesso Dio, ma tutti i popoli hanno il culto dei morti. Una misura che va rivista, lo chiede con forza, aprendo il dibattito e facendosi portavoce di dolori racchiusi nell'anima di chi ha perso un proprio caro, e aggiunge la pena di non avere un luogo in cui potersi recare per accarezzare la foto e versare lacrime. Io ritengo che la norma che prevede la chiusura per un mese circa del cimitero di Cosenza sia una interpretazione vessatoria. Naturalmente il responsabile di questo provvedimento potrà avere idee diverse, se le vorrà confrontare con me o con chi vorrà ne sarò ben lieto. Io per adesso esprimo la mia opinione, che aggiungo è larghissimamente condivisa da molti cittadini che si sono trovati nella stessa condizione. Parliamo invece adesso di nuovi treni per la Calabria nell'ambito del contratto di programma sottoscritto fra Regione e Trenitalia.
Questo è il nuovo treno POP in circolazione sui binari calabresi, il quarto previsto per l'anno in corso, un ulteriore passo in avanti per il rinnovamento dei treni nella nostra regione nell'ambito del contratto di programma sottoscritto tra la Regione Calabria e Trenitalia. Entro il 2024 saranno 27 in tutto i nuovi convogli che ridurranno l'età media della flotta regionale. Un treno assolutamente innovativo, non solo sotto l'aspetto del design, del comfort, ma anche sotto l'aspetto tecnologico. Abbiamo potuto vedere tutte le innovazioni tecnologiche previste su questi nuovi mezzi, compresa la possibilità di portare per gli utenti di poter portare a bordo le biciclette elettriche, che era un impegno che avevamo preso di recente con molta utenza e associazioni che ce l'avevano chiesto. La giunta regionale si è spesa molto per confermare questa convenzione che aveva bisogno di un nuovo impegno di spesa ed è riuscita a portarlo a termine, quindi vogliamo assolutamente proseguire su questo percorso e spero anche a breve che utilizzando questi treni si possano avere degli ulteriori risultati del trasporto interno regionale con dei collegamenti attesi da tanti anni e che speriamo a brevissimo di portare a compimento. Intanto c'è una notizia di calcio e di Covid, perché la Reggina ha comunicato, squadra che milita nel campionato di Serie B, ha comunicato che 2 componenti dello staff facenti parte del gruppo squadra sono risultati positivi al test del Covid-19. La Reggina per la società comunica che 2 persone dello staff appunto sono risultate positive e che sono già in isolamento domiciliare, come previsto anche dal protocollo anti-Covid FIGC. Tutto il gruppo squadra adesso effettuerà una serie di test, fra cui il serologico e il tampone molecolare, per verificare in casi di altre positività. Intanto vediamo come hanno chiuso le borse. Guadagni contenuti per le borse europee e andamento incerto a Wall Street. Pfizer e BioNTech hanno annunciato che il loro vaccino sperimentale contro il Covid-19 ha dimostrato un'efficacia del 95% e non ha provocato effetti collaterali gravi, sulla base di quanto emerso dallo studio di fase 3 che ha coinvolto 44.000 volontari. Le 2 aziende presenteranno entro pochi giorni richieste di autorizzazione di emergenza alla Food and Drug Administration statunitense. Restano però i dubbi legati alla distribuzione di massa. Nel frattempo Nancy Pelosi ha chiesto di riprendere i negoziati per l'approvazione di nuovi stimoli fiscali dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito la necessità di aiuti, sottolineando come l'economia statunitense ha una lunga strada da percorrere prima di tornare ai livelli pre-pandemici. In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano chiude comunque in vetta al vecchio continente con un pregresso dello 0,9%, più arretrati il FTSE 100 di Londra più 0,3%, il DAX di Francoforte, l'Ibex 35 di Madrid e il CAC 40 di Parigi a più 0,5%. Oltreoceano viaggiano sulla parità il Dow Jones a più 0,4%, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq che è flat. Sul Forex l'euro-dollaro resta a 1,187, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen si indebolisce a 103,7. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,9% a 44,6 dollari e il VTI a più 1,4% a 42,25 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta poco sopra 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano BPER a più 6,1% dopo la conferma del buy da parte di Goldman Sachs, che ha alzato il target price da 2,2 a 2,25 euro. Il rialzo anche CNH a più 3,5% dopo aver annunciato oggi che Scott W. Wayne lascerà Polaris per diventare AD del gruppo a gennaio 2021. Poco mossa Generali a più 0,7% dopo la conferma della strategia e dei target al 2021, mentre arretrano Diasorin a meno 2,1% e Recordati a meno 1,2%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si allontana verso la Tunisia il minimo depressionario che è transitato sul Tirreno. Rimane dell'instabilità sui versanti ionici con possibili rovesci anche a carattere temporalesco. Migliora gradualmente sui settori tirrenici con spazio ad ampie schiarite. Domani residua nuvolosità su Vibonese e Reggino con possibilità di piogge. Altrove cielo tra poco e parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite sui versanti ionici del Cosentino e Crotonese. Temperature in diminuzione nei valori minimi nelle aree interne, in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione debole di direzione variabile sul Tirreno, con mare calmo o quasi calmo. Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio, con mare mosso il settore crotonese, poco mosso nei rimanenti settori. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.